I bimbi di 2 classi prime della scuola elementare Marconi di Montebelluna inizieranno quest'anno abbracciando una didattica diversa da quella tradizionale, il metodo Montessori, una disciplina che ha come obiettivo quello di dare libertà al bambino di manifestare la sua spontaneità. I ragazzi sono divisi in aula per aree di interesse, loro scelgono la mattina quando arrivano a scuola, scelgono la loro attività preferita, chi vuole fare italiano, chi il giorno si sente più predisposto per la matematica e soprattutto non c'è un'offerta uguale per tutti, non c'è un'uniformità didattica come succede un po' nelle scuole tradizionali dove tutta la classe fa la stessa attività. Questo metodo intende sviluppare, spiega la dirigente, la creatività, il senso critico e dare ai bambini l'opportunità di lavorare secondo i propri interessi ed i propri talenti. Un metodo che in parte si scontra con il mondo attuale e con le nuove tecnologie. I bambini sono poco abituati all'uso delle mani, alla manualità e il metodo Montessori riscopre proprio questo, riscopre la praticità, l'uso dei materiali didattici e anche la vita pratica. Nella Montessori viene sviluppato moltissimo l'idea di ordine, di pulizia, di igiene. Oggi l'inaugurazione delle nuove prime classi con genitori e piccoli alunni, presente anche il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero. Un metodo, il Montessori, utilizzato in altre scuole del Trevigiano e non solo. Oltre a Montebelluna, l'anno scorso è partito Treviso, 2 anni fa, con la scuola statale Bindoni. Quest'anno è partita una sezione a Casier e so che c'è un'esperienza simile a Venezia. Sulla lavagna la scritta che vale più di 1000 parole. Per insegnare bisogna emozionare.